TG, una buona giornata, una buona domenica. Prima di aprire l'ampia pagina dedicata agli aumenti delle positività al coronavirus, abbiamo l'ennesimo incidente stradale con esito mortale. La notizia che è arrivata poco fa alla nostra redazione: è avvenuto l'incidente questa notte lungo la strada del Cadore. Un'auto con 4 persone a bordo è finita fuori strada, siamo in zona Piniè, a Laggio di Cadore. Si è rovesciata in un giardino privato. A perdere la vita Simone Scattolo, 38 anni, morto praticamente sul colpo. Il veicolo, una Mitsubishi Pajero, era guidato da un compaesano di 26 anni. Le donne, c'erano 2 donne con loro di 29 e 35 anni che sono ricoverate, fortunatamente non in gravi condizioni, all'ospedale di Belluno e di Pieve. Sul posto, per i soccorsi, per i rilievi che serviranno a ricostruire l'intera dinamica di quanto accaduto, il personale sanitario, i carabinieri, i vigili del fuoco. Il veicolo intanto è stato sottoposto sotto sequestro. Andiamo a vedere, visto che appunto accennavo poco fa all'aumento di casi positivi al coronavirus, vediamo subito la tabella che è stata divulgata da Azienda Zero relativa alle ultime 24 ore e di fatti sono 1261 i nuovi casi positivi al coronavirus, un totale di 500.801 casi. Per quanto riguarda la situazione all'interno degli ospedali, allora 15 nuovi pazienti in area non critica, non c'è nessun nuovo paziente in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati positivi in area non critica è di 325 persone, di cui 50 guarite. 61 invece sono i ricoverati positivi in terapia intensiva, 8 le persone che sono guarite. Nelle ultime 24 ore purtroppo 2 persone non ce l'hanno fatta, hanno perso la vita, quindi da ieri a oggi insomma 2 nuovi decessi causa Covid. E intanto aumentano i casi anche all'interno delle scuole. Facciamo un po' il punto, considerando anche che da domani partirà anche il nuovo protocollo relativo alle varie quarantene nelle scuole e nelle classi. Vediamo. 15 scuole in media prese in carico ogni giorno dall'ULSS 8, positività che emergono stratificate in tutte le classi di età, in prevalenza tra le prime e le seconde medie. Questa la panoramica dei contagi fotografata negli ultimi 10 giorni nelle scuole vicentine. Riflettono l'aumento dei contagi che abbiamo da circa una settimana a questa parte. Noi abbiamo più o meno una notifica come nucleo Covid di un centinaio di positivi al giorno nella nostra ULSS. Il 30% sono casi pediatrici. In particolare molto battuto in questo momento è la classe di età 2009-2010. Sono ragazzini che non sono ancora vaccinabili, ma hanno anche giustamente una gran voglia di socialità, quindi non solo scolastica ma anche dei gruppi ricreativi. Domani l'incontro in provveditorato con il referente nucleo scuole per ingranare con il nuovo protocollo per la gestione delle quarantene, che di fatto si sta limando in questi giorni. Stiamo preparando anche i nuovi format per le scuole, per cui si conta di partire dalla settimana prossima. Virus che viene monitorato anche grazie al progetto Scuole Sentinella, grazie al campione dei 900 studenti vicentini. Dopo un primo avvio dovuto anche magari a qualche difficoltà nel capire la metodica, va bene. Certo, quello che ci conforta è che siamo parte di un grande progetto regionale e nazionale, quindi è una modalità anche per valutare la prevalenza e come serpeggia, appunto, come cammina il virus nella popolazione scolastica. E intanto in diversi paesi europei, per cercare di limitare al massimo il contagio, sono state attuate anche misure estreme per quanto concerne il lockdown. Allora andiamo a sentire proprio anche in centro a Bassano del Grappa la gente che ne pensa. Io penso che chiudere completamente non possiamo più, perché nessuno ce la fa economicamente, neanche emotivamente, no? Dobbiamo trovare una soluzione. Chi non si è vaccinato deve prendere un po' più di coscienza, secondo il mio parere. Non possiamo neanche escludere queste persone, perché non sarebbe giusto. Sarebbe proprio un incubo. Adesso siamo tutti, penso, messi male economicamente, e anche chi è rimasto a casa dal lavoro sarebbe una cosa
traumatica. Io credo che qualcosa dobbiamo effettivamente fare e non credo che sia giusto ritornare a chiudere tutto quanto, anche perché l'economia poi veramente avrebbe delle conseguenze secondo me importanti. Non vorrei tornare più, comunque io sono vaccinata e preferirei che anche gli altri lo facessero, così forse si va avanti, si comincia a uscire da questa situazione qua. Cerchiamo di fidarci su quello che dicono, che veramente il vaccino serve a qualcosa. Penso che noi serve. siamo vaccinati ad esempio, speriamo, abbiamo fiducia che qualcosa serva. Se è vero che questo virus fa danni, è vero che contagia, insomma è giusto Vaccinarsi. Secondo me chi non è vaccinato potrebbe rifletterci un attimo su, ecco, vedere se è bene o no. E intanto sono proprio anche i negozianti che chiedono un giro di vite più deciso per quanto concerne proprio il Green Pass. Per fronteggiare il preoccupante aumento di casi di Covid anche sul territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni ha chiesto al Governo di intervenire con urgenza con nuovi provvedimenti più restrittivi per allontanare lo spettro di un nuovo lockdown generalizzato proprio in vista delle festività natalizie. Tra le ipotesi anche un Green Pass rafforzato con limitazioni solo per i Novax, un super Green Pass che consenta solo ai vaccinati e guariti di recarsi negli ambienti pubblici. Cosa ne pensano gli esercenti di questo giro di vite dei provvedimenti in arrivo? Se anche quelli che si sono sempre comportati bene devono pagare per quelli che invece non hanno mai ascoltato determinate imposizioni, la situazione allora a questo punto è una beffa, diventa una beffa per tutti. Che ci vacciniamo tutti, che non andiamo ancora come gli altri anni in fase che dobbiamo rimanere a casa, chiudere tutto e... Per evitare quello, secondo lei? Bisogna vaccinarsi. E quindi l'obbligo vaccinale? Sì. Non fare assolutamente quello di chiudere. Uno, se servono provvedimenti forti e come hanno fatto l'Austria, come sta facendo la Germania, perché no anche noi, non aspettiamo che arriviamo al pericolo di chiusura. Muoviamoci prima. Ci attendiamo una risposta dal governo, attendiamo risposta da chi ci dirige. Cosa non fare assolutamente per lei? Ritornare al lockdown, ritornare in zona gialla sarebbe una tremenda batosta per noi commercianti. Noi dobbiamo tenere conto, delle decisioni che prendono i paesi europei dove sono più colpiti e poi in un secondo tempo prendere anche noi delle decisioni se sono delle decisioni forti, ma non tanto contro il commercio, contro coloro che sgarrano. Bisognerebbe capire qual è la distinzione dei Novax tra chi non vuole farlo e chi non può farlo, forse sono due cose un po' diverse. Sicuramente io premio la scelta austriaca di fare questo tipo di manovra perché non è andata a toccare il primo cardine della Costituzione, cioè il lavoro. C'è una breve pausa, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, intanto anche a Roma si sta cercando di discutere le varie ipotesi per riuscire a contenere al massimo il contagio da Covid. Tra queste c'è anche quella del Green Pass con tampone valido non più 48 ore ma solo 24 ore. Sarà difficile da attuare perché chiaramente se adesso già riempiamo le giornate con dei tamponi effettuati ogni 48 ore servirà un ulteriore sforzo. Speriamo che la struttura pubblica ci metta in grado di attrezzarci, non solo noi come farmacia ma in generale i laboratori di analisi per poter affrontare un eventuale ulteriore aumento. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un nuovo decreto firmato entro la settimana prossima per mettere nero su bianco le contromisure da attuare per contenere la quarta ondata e tra queste la possibilità di ridurre la durata del Green Pass ottenuto da tampone rapido facendola passare da 48 a 24 ore. Il tampone valido a 24 ore chiaramente è un ulteriore incentivo a vaccinarsi, secondo me, e teniamo presente che obiettivo primario della campagna è la vaccinazione.
vaccinazione, non certo il tamponare. Con la vaccinazione si è visto che i dati sono inconfutabili, si sta riducendo di molto la trasmissione e soprattutto più che la trasmissione ancora di più l'ospedalizzazione. Quindi è vero, il virus circola ma diventa meno virulento e quindi impatta di meno sulla salute. Ricordiamoci che la cosa importante è che gli ospedali non vadano in saturazione per permettere l'attività ordinaria degli ospedali. Non esiste solo il coronavirus. Durante l'inverno ci parliamo solo di coronavirus quando in realtà ci sono tanti altri casi che devono essere seguiti. L'eventualità di ridurre ad un solo giorno la validità del test rapido è sul tavolo del ministro Roberto Speranza per 2 motivi. Il primo, ridurre i rischi di casi falsi negativi ed indurre almeno una parte dei Novax a rivedere le loro posizioni. Parlando anche a nome dell'ordine provinciale dei farmacisti di Treviso e del nostro sindacato di Farmacie Unite, io invito la popolazione a mantenere un comportamento più rigoroso possibile e a mantenere quindi il distanziamento soprattutto nei luoghi chiusi e l'utilizzo di mascherine in un periodo invernale nel quale ovviamente il contatto al chiuso aumenta. E intanto, a proposito di vaccinazioni, più di 200 persone si sono presentate a quella che è stata definita Vax Day, è stato definito Vax Day al municipio di Fonte. Penso sia doveroso farlo e averlo fatto anche qui di fronte alla mia gente, quindi sono veramente contento e sono anche soddisfatto dell'andamento di questa mattinata. Ecco. Il messaggio è vaccinatevi. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi per 3 volte. Il messaggio, più che con le parole, il sindaco di Fonte lo lancia con i fatti. 71 anni, Luigi Ceccato, ha atteso il suo turno per avere la terza dose. A somministrargliela il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che per tutta la mattina ha accolto pazienti e fugato dubbi all'interno del municipio del paese. Con lui medici e operatori in un Vax Day dai grandi numeri. Oltre 200 le persone immunizzate gestite con il supporto dei volontari di Fonte Viva, realtà nata proprio con il Covid per sostenere la popolazione. Da questa mattina ci sono state veramente una grossissima affluenza di persone, non solo del nostro comune ma anche dei comuni qui attorno. Territorio quello pedemontano che resta tra i meno vaccinati in Veneto e certamente della Marca. Qui a Fonte il tasso di adesione è inferiore di quasi 10 punti percentuali rispetto alla media provinciale. Speriamo che con gli interventi di vaccinazione di questa mattina tiriamo sulla media rispetto all'ULSS 2 e alla nostra provincia, insomma anche per Fonte che si rialzi un po'. In fila tanti anziani in attesa della terza dose, ma anche chi, come Alessandro, 32 anni, ha deciso di superare le perplessità iniziali. La prima dose ho fatto, non è una cosa fatta per finta o le persone muoiono sul serio. C'è un residuo di diffidenza sicuramente radicato sul territorio, però si può vedere che in realtà la gente tende a tutelare la propria salute e la salute pubblica. Io sì, per me, poi gli altri fanno come vogliono. Ecco qua, per la terza dose. Quindi soddisfatto? Sì, tutto bene, grazie. Spero che stanno qui a quest'ora, non che sia tutto sto carrotto. E intanto si è parlato di aumento di casi, si è parlato di possibilità di un lockdown molto temuto, soprattutto in vista anche del prossimo Natale. Sarà libero, sì, ci lasciano fare il Natale, io penso. La cosa più bella sarebbe se fanno il vaccino obbligatorio, così risolvono 1000 problemi. Speriamo che sia libero per tutto, per tutti quanti noi, per la salute, ma soprattutto anche per l'economia, se no andiamo al collasso. Sinceramente aperto, spererei. Che almeno per incontrare i propri amici, vedere i parenti, non come l'anno scorso che siamo stati rinchiusi in casa a Capodanno, l'abbiamo fatto a casa con i genitori, quindi sarebbe bello. Siamo tornate giovani. Se facciamo i bravi forse ci salviamo un po', dovremo stare ancora, dobbiamo avere un po' di pazienza ancora. Che Natale sarà secondo lei? Ma secondo me sarà un Natale un po' più aperto rispetto a quelli scorsi, sicuro.
però ovviamente bisogna stare più attenti. Io vorrei un Natale con tante persone in cena. È la speranza davvero di tutti di riuscire almeno a festeggiare il Natale con i propri cari, con i propri parenti, con i propri amici, insomma con i familiari, riuscire davvero a avere più che altro questo senso di libertà e di ritorno alla normalità. Tutti ce lo auguriamo di cuore. E adesso invece parliamo delle ricadute che la pandemia ha avuto soprattutto sul settore economico. Andiamo a vedere nel Bellunese quanto concerne soprattutto i due grandi sistemi dell'occhialeria e del freddo. Su due specializzazioni decisive per il territorio come l'occhialeria e la refrigerazione c'è bisogno di un forte intervento pubblico per ricostruire le filiere produttive che nel corso del tempo sono state colpite da esternalizzazioni e soprattutto delocalizzazioni verso i paesi a basso costo del lavoro. E quanto emerge dalla ricerca commissionata da CGIL a IRES Veneto per l'analisi della crisi socio-economica post-Covid e le proposte di cura rappresentate dalle risorse del PNRR. Tanto per l'occhiale quanto per i compressori, il paese da cui vengono importati questi prodotti ormai è diventato la Cina, perché è caratterizzato da un basso costo del lavoro. Le conseguenze per il territorio bellunese sono state pesanti. Da un lato sono venuti meno volumi produttivi e quindi si sono ridotti i livelli occupazionali, e dall'altra le stesse catene produttive si sono fortemente indebolite. C'è la necessità di un intervento pubblico attraverso i fondi del PNRR per ricostruire e garantire la sopravvivenza di ACC, che è un produttore strategico per la filiera dell'elettrodomestico italiana e europea. Il PNRR dunque come elemento di contrasto alle diversità territoriali e per una diversa pianificazione industriale. Il sindacato farà la sua parte di lotta e di proposta. La filiera corta ha lo stesso rilancio il Made in Italy secondo una vera vocazione del lavoro italiano, del lavoro di qualità italiano, e quindi su questo credo che ci possiamo confrontare con le nostre controparti ma anche con la politica per rilanciare veramente il territorio bellunese. E intanto proseguono le manifestazioni di protesta dei no Green Pass e dei no Vax, ma se non possono andare in centro città, a Padova vanno in battello. Il corteo nel pomeriggio, la nuova piazza della protesta no Green Pass diventa il portello, da dove ha preso il via poco dopo le 13 il giro lungo i canali della città sul Sant'Agostino. Una cinquantina le persone, molti bambini, che si sono godute il pomeriggio di novembre vedendo la città di Padova da un'altra prospettiva. Un cartello si alza tra quanti siedono, mascherine indossate, qualche attimo di discussione al momento dell'imbarco per uno degli aderenti al movimento che, certificato alla mano, chiede di salire senza mascherina. Se tu non usi la mascherina non puoi salire. Beh, allora devi chiamare la polizia e devo avere Mi dispiace, ma io ho avuto l'invito da parte delle forze dell'ordine di consentire solo chi ha la mascherina o bambini sotto una certa soglia d'età. Esatto. Ben arrivato, benvenuto a bordo, signori, buongiorno. Buongiorno signora, benvenuta a bordo. A dare indicazioni precise gli agenti della questura che avevano compiuto un sopralluogo prima dell'arrivo dei manifestanti. Dal portello alle porte contarine, da qui poi il trasferimento in piazza Garibaldi, da dove si è snodato il corteo con centinaia di partecipanti che dopo circa un'ora e mezza di percorso è tornato al portello per i comizi finali, con il pensiero già alle iniziative in cantiere per la prossima settimana. Noi ci fermiamo per qualche minuto. Rieccoci in diretta, adesso parliamo di viabilità perché al massimo entro febbraio sarà aperta la quasi totalità dell'SPV La Pedemontana Veneta, così è quanto ha dichiarato il presidente Zaia. Il 2021 sta per andare in archivio e scatta il conto alla rovescia per l'apertura della quasi totalità della strada pedemontana veneta. Lo conferma Luca Zaia di fronte alle istanze del tessuto imprenditoriale veneto, che chiede di poter affrontare le sfide del futuro con una dotazione infrastrutturale di grande spessore. Noi ne abbiamo fatto una bandiera del tema dell'infrastrutturale, prova ne sia che per fine anno, inizio anno, insomma sarà gennaio, febbraio, adesso il Covid cambia spesso i nostri cronoprogrammi, però è pur vero che la pedemontana veneta la completiamo, la stiamo completando.
La Pedemontana, ribattezzata la Superstrada dei Veneti, unisce due aree di enorme importanza dal punto di vista produttivo, mettendo in rete il comparto berico con l'area bassanese e con la Marca. Ma la ricaduta sul territorio di questa infrastruttura arriverà molto più lontano. Questa spina dorsale dal quale poi questo effetto pettina dal quale poi si articolano anche le altre viabilità. Ad esempio rispetto alla Pedemontana e a questo territorio in particolar modo un'industria Veneto Centro rappresenta Treviso, che è ben servita dalla Pedemontana, ma poi c'è la parte padovana sulla quale noi stiamo progettando rispetto appunto ai collegamenti con la città e i collegamenti con il resto del padovano. A conti fatti, fra poche settimane mancheranno solo gli innesti sulla A4 a Montecchio e sulla A27 a Spresiano, con un cronoprogramma che prevede almeno 3 passaggi diversi da qui al 2023. È la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia. Sono 2 miliardi e 258 milioni di opere, 94 km e mezzo, al quale si aggiungono altri 68 km di opere complementari. Adesso parliamo di sicurezza perché c'è parecchia tensione, c'è parecchia preoccupazione tra gli imprenditori e i residenti dell'area di Mogliano, che ultimamente è stata particolarmente presa di mira dai malviventi, dai ladri. Viene intensificato quello che va sotto il nome di controllo di vicinato, ma si chiede aiuto anche proprio ai vari commercianti per fare e rendere sempre più salda una rete tra le persone. Fino a metà Capannoni qua arriva le telecamere fino a dietro e tutta davanti alla casa. Quindi siete assolutamente coperti? Sì. Oddio, li sento le calcagne perché anche qua l'altra sera hanno tentato sulla villa qua vicino. I nonni di Matteo, anziani, fondatori della storica macelleria Michelan, vivono soli in questa villa in aperta campagna da 55 anni. Maria racconta che pochi giorni fa sono state viste 3 persone aggirarsi nella notte. Anche loro sono una famiglia di imprenditori. Matteo, il nipote, aiuta insieme al papà e agli zii, sono tutti iscritti al gruppo di controllo di vicinato di Zerman. Tutti connessi tra di loro e con i gruppi di controllo e le forze di polizia. Hanno telecamere e non solo. Noi non abbiamo chiuso niente perché avendo tanti ettari di terra, come faccio? Hai capito, a chiudermi? Abbiamo il notturno che vengono per di qua a darmi una controllata. C'è le camere, potrei dire anch'io che ho qualcos'altro, come ha detto Monti. Magari non lo dico, ma hai capito, però non è detto, ti metti con loro che loro non hanno niente da perdere. Valerio, che invece risiede in piazza Zerman, racconta di un colpo vicino alla tabaccheria a pochi metri da casa sua. Da loro ci accompagna Bruno Cilotto, presidente di quartiere del gruppo di controllo di vicinato di Zerman. Dopo le ultime notizie, alcuni imprenditori si sono iscritti al gruppo. Ci saranno almeno il 30% di imprenditori e questo fa piacere perché a Zerman siamo un paese piccolo ma unito e tutti si danno da fare, solo che certo che adesso in questo momento stiamo vivendo una situazione drammatica e pericolosa perché questa gente, come dicevo prima, praticamente è armata. Sono 12 le linee di controllo di vicinato in tutta Mogliano e a breve, dopo le ultime novità, se ne aggiungerà una 13ª. Salvatore Bellino, che coordina le reti con i 450 partecipanti, il sindaco e il comandante di polizia locale, sta cercando di mettere in rete tutti i commercianti in un'unica chat. C'è un progetto molto ambizioso che riguarderà il coinvolgimento in rete di tutti i commercianti di Mogliano. Vogliamo realizzarlo attraverso chat e attraverso tutti i canali anche social possibili e immaginabili. L'aiuto dei commercianti può diventare fondamentale. Sicuramente diventerà fondamentale e contiamo sul loro coinvolgimento nel progetto. E a proposito di sicurezza, sta diventando fondamentale anche il nuovo punto della polizia locale che è stato allestito, aperto a Campomarzio a Vicenza. Da casa mia io osservo tutti i giorni che lungo il perimetro del parco giochi sono seduti 2 gruppi di extracomunitari che sistematicamente spacciano dalla mattina alla sera tardi. Arrivano in bicicletta, consegnano e quando hanno fretta di consegnare viaggiano col monopattino.
È uno dei primi residenti che si sono rivolti direttamente al nuovo presidio di polizia locale in Campomarzo, un servizio nato per offrire un livello superiore di sicurezza effettiva e percepita che i cittadini sembrano aver decisamente apprezzato. È un punto in cui la gente può venire a bussare e a fare le proprie eventuali rimostranze, perché la gente fa fatica a trovare le persone giuste con cui rapportarsi per le problematiche di tutti i giorni di questa zona. Un presidio come questo dà una lode al comune e all'amministrazione che l'ha voluto fare a tutti i costi. E lo pubblicizzerei bene proprio. Ti senti protetto anche facendo i 10 passi vicino alla stazione, sai che ci sono loro. Un servizio di prossimità mirato che potrebbe risultare efficace e produttivo perché è frutto dell'osservazione e dell'esperienza maturata quotidianamente anche dai residenti. Lo spazio dove poter presentare anche proposte interessanti. Direi che il monopattino all'interno del parco giochi del Campomarzo dovrebbe essere proibito, perché così almeno questi qua non corrono più, vanno via come schegge per consegnare la merce in Viale Milano, in via Gorizia, eccetera. In questa zona la problematica di tossici, di spacciatori e di barboni è molto sentita. Questo deve essere un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Un punto di partenza perché da qua noi speriamo che le forze di polizia possano avere più giro nella nostra zona. E intanto non si placano le polemiche per il monito a rimboccarsi le maniche da parte della sindaca di Bassano del Grappa Elena Pavan rivolto agli infermieri. Un caso nazionale che ha portato Bassano, con il suo sindaco Elena Pavan, e l'ULSS 7, con il suo direttore generale Carlo Bramezza, ai disonori della cronaca. Sotto i riflettori, non certo per renderne merito, sono finiti prima la scelta da parte del DG Carlo Bramezza di mettere infermieri alla guida delle automediche al posto degli autisti preposti e poi le dichiarazioni del tutto infelici del sindaco Pavan che ai nostri microfoni ha invitato gli infermieri stessi a rimboccarsi le maniche. Un monito che ha raccolto forti dissensi dagli organismi sindacali, dalla politica, dalle associazioni di categoria e dal personale ospedaliero. Le maniche le abbiamo sempre avuto corte da quando siamo entrati in servizio, quindi c'è poco da rimboccare. Gli infermieri hanno sempre fatto il loro dovere fino in fondo, anche oltre quello che era previsto, e non accettiamo lezioni di moralità da nessuno. Il sindaco di Bassano, oltre a spronare in un modo che molti hanno definito offensivo e inappropriato gli infermieri, suggerisce di avviare corsi di formazione diretti proprio agli infermieri da mettere alla guida delle automediche. Forse mettere a disposizione un corso o comunque organizzare qualcosa che possa effettivamente mettere nelle condizioni gli infermieri di compiere anche questo incombente potrebbe essere una buona soluzione. In realtà, però, la sperimentazione degli infermieri al volante sarebbe già partita a inizio novembre al San Bassiano. Non si è mai vista una sperimentazione in cui la sperimentazione è partita e il corso non è mai stato fatto. Allora inviterei il sindaco, prima di rilasciare dichiarazioni nel merito, di informarsi bene. La sperimentazione è partita, il corso non è mai stato fatto. Sono previsti dalla Regione Veneto nei bandi di concorso 5 anni di esperienza alla guida di autoveicoli di soccorso in strutture pubbliche o private e non di volontariato. Questo sarebbe quello che dice il bando di concorso della Regione Veneto, ma evidentemente Bassano fa parte di un'altra regione. Qualche minuto di pausa, tra pochissimo. Parliamo adesso del lavoro che sta portando avanti la Protezione Civile della provincia di Vicenza relativo alla formazione, ma soprattutto relativo alla formazione per i volontari e alla ricerca di persone scomparse. Associazione Penelope Veneto è un'associazione che si occupa di persone scomparse, siede ufficialmente ai tavoli della prefettura per aiutare e collaborare con competenza e professionalità nella ricerca degli scomparsi.
Coinvolti dalla Protezione Civile Provinciale di Vicenza per formare l'aspetto motivazionale dei volontari, l'associazione Penelope documenta le difficoltà delle famiglie nei casi in cui un loro caro si è scomparso. L'associazione inoltre fa da collegamento con le istituzioni, in primis con la prefettura e nei casi con ipotesi di reato anche con le procure. Diamo supporto psicologico utilizzando le associazioni del territorio, legale per le famiglie, e fisicamente siamo proprio presenti nelle case. Ecco, noi crediamo molto nella formazione perché crediamo che le persone che si occupano di scomparse devono aver ben chiaro l'attività che svolgono e devono essere tutelati anche, quindi preparati anche per non andare anche in pericolo, insomma, durante l'attività che svolgono. Quindi ogni qualvolta la Protezione Civile o qualsiasi altro gruppo si occupa di formazione, noi, se è richiesto, interveniamo. Impegnata su più fronti anche a livello normativo, l'associazione ha chiesto e ottenuto l'istituzione del commissario straordinario. Fondamentale la tempestività della denuncia, come stabilito per legge. E molto spesso il semplice cittadino che subisce la scomparsa si affida alle forze dell'ordine, affida questa forte preoccupazione e questa denuncia diventa da denuncia di scomparsa ad allontanamento volontario. A noi questa parola non piace. Le denunce così qualificate, infatti, secondo l'associazione, per la maggior parte dei casi finiscono su un binario morto perché ritenute fatto non costituente reato, ma tra il reato e l'allontanamento volontario esistono una serie di variabili che vanno chiarite immediatamente. Perché va via senza soldi, perché non ha amici, perché non ha collegamenti, perché è in uno stato psicologico, anche se non certificato, però di depressione, di problematico, e quindi è nostra cura che venga cercato, si accerti che veramente non voglia tornare a casa e che invece non si trovi nella situazione di non poter tornare a casa. A pochi giorni dal 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Gazzo Padovano intervengono 16 uomini. C'è il vice sindaco, il presidente della Proloco, amministratori locali e responsabili di associazioni di volontariato. Sono 16 gli uomini di Gazzo che contro la violenza sulle donne hanno deciso di metterci la faccia. Io non sono così, il titolo della campagna di sensibilizzazione. 17 i pannelli distribuiti nelle frazioni e nei siti di maggiore interesse del comune per dire no alla violenza. Un'iniziativa nata dall'assessorato alle politiche sociali e alle pari opportunità, un invito forte che parte dagli uomini rappresentativi della comunità ad usare la testa ed il cuore, non le mani, aggiunge il sindaco Ornella Leonardi. L'iniziativa continuerà fino al 25 novembre, quando il Palazzo Municipale si colorerà di rosso per ricordare tutte le donne uccise da una violenza ingannevolmente chiamata amore. E stanno preoccupando sulle nostre colline, sulle nostre montagne, oltre ai lupi, anche i cinghiali. A proposito è intervenuto Nicola Finco. Ieri mi sono arrivate alcune foto da parte di alcuni amministratori del comune di Valbrenta che mi hanno denunciato una situazione vergognosa in località Malga Pozzete. Anche in questo caso i cinghiali stanno distruggendo i pascoli. Non bastavano i lupi ad acuire le difficoltà di chi lavora in montagna, portando avanti la tradizione dell'alpeggio nelle Malghe dell'altopiano. A far danni sono arrivati anche i cinghiali, che stanno portando danni importanti, e sono importanti anche i numeri. Ne abbiamo stimati più o meno circa 90.000, quindi un numero veramente importante. Per ridurre l'impatto dei branchi sul territorio regionale è stata istituita la figura del sele controllore. Si tratta di cacciatori formati appositamente per l'abbattimento dei cinghiali. Ma anche qui sorge un problema. Ce ne sono circa 7.000 che nel corso del 2020 hanno abbattuto 7.000 capi, quindi uno a testa. Però di fronte ai 90.000 cinghiali presenti sul territorio, ovviamente possiamo fare ben poco con 7.000 sele controllori. La Regione sta lavorando a stretto contatto con il Ministero per trovare soluzioni immediate e, per quanto attiene alle proprie competenze dirette, per semplificare la
parte amministrativa e burocratica legata alla macellazione dei capi, ma per creare anche una filiera basata sulla carne di cinghiale. Vogliamo avviare quanto prima una filiera, quindi che diventi anche uno stimolo, diciamo, il contenimento e l'abbattimento di questi capi, e ovviamente quello che vogliamo fare è a livello ministeriale individuare tutte quelle strategie per permettere anche agli agricoltori di intervenire presso le proprie proprietà con dei sistemi ad hoc proprio per prendere questi cinghiali e ovviamente contenerli, perché veramente stanno creando dei danni insostenibili a tutto il comparto agricolo. Adesso andiamo a Cadoneghe, nel Padovano, per parlare di un contributo importante che il Comune sta portando soprattutto a famiglie in difficoltà. Sostegno al reddito, emergenza abitativa, morosità del contributo per la refezione scolastica. Il Comune di Cadoneghe stanzia 80.000 euro per le famiglie in difficoltà grazie ad avanzi di bilancio e a generose donazioni. Questa iniziativa non sarebbe mai stata possibile senza la grande generosità di molti cittadini di Cadoneghe. In questo modo sono stati raccolti 13.000 euro, ha spiegato il sindaco Marco Schiesaro. Ma il Comune ha pensato anche a negozi e attività economiche con un bando a fondo perduto di circa 30.000 euro destinato in particolare ai negozi di vicinato. Massimo Sergi, 48 anni, è il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione 2 della sede IOV di Castelfranco Veneto. L'incarico è stato ufficializzato dalla direttrice generale Patrizia Benini. Sergi si è laureato in medicina e chirurgia all'Università di Padova, si è specializzato in anestesia e rianimazione e ha seguito un corso di perfezionamento in terapia del dolore. Negli ultimi 17 anni ha lavorato nell'Istituto di Anestesia e Rianimazione dell'azienda ospedaliera di Padova e dal 2007 è impegnato nel servizio del soccorso 118 del SUEM di Padova. È presidente del comitato etico della sperimentazione clinica di Padova e provincia. Si è a lungo occupato della valutazione degli studi e delle sperimentazioni cliniche. A Castelfranco Veneto gestirà il percorso anestesiologico e rianimatorio del paziente oncologico sottoposto a chirurgia maggiore. Adesso invece parliamo di bambini e farmacie. In Farmacia per i bambini è un'iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava per la sensibilizzazione sui diritti e di raccolta farmaci per i bambini in povertà sanitaria. Tante le farmacie aderenti con un unico obiettivo: salute per tutti e tutte le età. Questo progetto viene svolto appunto in varie farmacie di tutta Italia in collaborazione con l'associazione Francesca Rava, che si occupa di aiutare i bambini in difficoltà economica e sanitaria sia in Italia che nel mondo e anche presso l'ospedale di Haiti. A conclusione dell'iniziativa sono tanti farmaci e prodotti baby care raccolti, pronti per essere distribuiti dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi a chi ne ha più bisogno e necessità. Beni di prima necessità che possono essere anche al momento della condizione sanitaria che stiamo vivendo, appunto del Covid, anche di mascherine, ma anche proprio per la disinfezione, per l'alimentazione, la pulizia, ma anche proprio per l'alimentazione fine a se stessa. Le persone sono a conoscenza, dato che viene fatta proprio da diversi anni, della possibilità di aiutare proprio i bambini e quindi si propongono anche loro stessi per prendere i prodotti e poi noi appunto li consegniamo all'Associazione dei Veneti Schiacciati dalla Crisi con la signora Tuzzato appunto, e alla fine proprio dell'organizzazione dell'iniziativa vengono a raccogliere i prodotti e poi vengono destinati appunto sia ai bambini qui in Italia che anche nel mondo. E concludiamo con dolcezza, perché c'è un appuntamento con il gusto e la solidarietà. Oggi pomeriggio alle 2:30 a Villa Margherita l'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, in collaborazione con Asso Cuochi Treviso e associazione Tiramisù, presenta il Tiramisù inclusivo, 100 porzioni di solidarietà di un dolce che piace decisamente a tutti. Un evento di aiuto concreto rivolto a tantissime persone. Quindi 2:30 a Villa Margherita, non perdete una porzione di tiramisù che aiuta anche a fare del bene, perché si può donare sempre un fondo a scelta per appunto fare del bene al prossimo. E questa era anche la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Ricordo l'informazione 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza, e vi auguro una buona domenica pomeriggio. Arrivederci.